E rieccoci. Allora, adesso siamo collegati, abbiamo il piacere di avere quindi qui con noi il presidente di Adiconsum Veneto, Davide Cecchinato. Ben arrivato, Salve a tutti. presidente. Grazie di essere qui con noi perché il tema che affrontiamo riguarda indistintamente tantissime persone e quindi bisogna porre particolari attenzioni. E invece quando parliamo di attacchi informatici e quindi riguarda molte volte il web, le mail che riceviamo, tutto il mondo del cellulare che abbiamo sempre in mano o il computer, a volte di necessità, proprio perché lo usiamo tanto per lavoro o per anche il tempo libero, passatempo, eccetera, non siamo così attenti, così solleciti nel porre tutte le cautele che dovrebbero essere riposte, perché è un mondo molto pericoloso. È vero, Presidente? Purtroppo sì, la tecnologia aiuta il consumatore e il cittadino, però talvolta si rivela essere una vera e propria trappola, perché se non è utilizzata correttamente, secondo i principi della correttezza, della buona fede e del vantaggio e reciproco, purtroppo può essere occasione di raggiro, di truffe, di sottrazione illecita di dati che poi vengono utilizzati per finalità altrettanto illecite. Diciamo che sono due le tipologie di casi che riscontriamo in questo periodo. Il primo caso non è un caso diretto di tentativo rivolto nei confronti del consumatore di sottrarre le sue informazioni tramite il famoso phishing, quindi l'invio di una comunicazione email sotto mentite spoglie di un esercente commerciale, di un istituto di credito, di una compagnia di assicurazione o dell'energia, per tentare di carpire delle informazioni riservate e poi utilizzarle a beneficio dei malintenzionati. Questa attenzione non avviene solo tramite email, ma anche tramite sistemi più efficaci che sono quelli della telefonata, dell'SMS, che sono particolarmente insidiosi perché normalmente di fronte a un'interlocuzione vocale, telefonica, il consumatore abbassa le difese, ritiene effettivamente di parlare con il soggetto che correttamente può validamente chiedere informazioni relative al suo conto corrente, alla compagnia di assicurazioni o anche informazioni fiscali o di altro genere e magari è più propenso a darle. Poi c'è un'altra tipologia, anche questa sempre più diffusa, che è quella di sottrarre i dati da parte di veri e propri gruppi criminali direttamente alle grandi società, che possono essere le banche stesse, possono essere le compagnie di assicurazioni, le società dell'energia, possono essere anche enti pubblici oppure delle società che forniscono varie tipologie di servizi. In questo caso che cosa succede? Che vengono sottratti i dati aggregati dei clienti di queste società, pensiamo ad esempio ai clienti di una banca, ma anche semplicemente ai clienti di un fornitore dell'energia, e questi dati, se non viene pagato un riscatto, vengono pubblicati sul dark web e quindi il gruppo criminale utilizza questa strategia per estorcere del denaro e quindi arricchirsi sempre di più. Ma che cos'è il dark web? È un grande contenitore non monitorato, non gestito, come potremmo dire, utilizzato da questi soggetti criminali, dove vengono messi in vendita informazioni referenziate, sottratte illegittimamente dai consumatori, che altri criminali possono utilizzare pagando per poi perpetrare altre forme di truffe, di raggiri e quindi continuare con questa azione criminosa. Quindi il consumatore oggi davvero con il mezzo tecnologico deve stare molto attento e fare delle verifiche periodiche di quelli che sono i livelli di sicurezza dei dispositivi che utilizza.
È che è tanto difficile perché per accedere a informazioni, servizi e tanto ti chiedono sempre di acconsentire, acconsenti, altrimenti ti vieni bloccato, torni indietro, sembra quasi un gioco dell'oca, no? Ricominci da, quindi devi rifare la ricerca e quindi alla fine ok, lo digiti quasi in automatico alla velocità della luce, oppure prendendo le crocette su tutte le altre cose che ti si aprono e forse ti metti da solo senza neanche rendertene conto alla velocità della luce nei problemi, chiamiamoli così. Come fare? Perché se leggiamo tutto e non acconsentiremo a niente restiamo bloccati. Sì, questo è un altro grande tema perché, diciamo così, le norme sulla informazione del consumatore in tema di privacy sono molto articolate e strutturate, comportano tutta una serie di adempimenti formali da parte di chi utilizza i nostri dati che talvolta sono controproducenti per il consumatore stesso. Mi viene in mente anche tutta la disciplina che viene applicata sulla cosiddetta trasparenza bancaria, quei malloppi di fogli che vengono chiesti e dati al consumatore per la sottoscrizione, che è difficile comprendere, è difficile anche talvolta solo leggerli. Però il consumatore deve essere sempre più consapevole, deve informarsi. Purtroppo qui non ci si scappa, bisogna prendersi del tempo, essere coscienti di quello che si fa, almeno avere, come dire, far suonare un certo campanello d'allarme quando un sistema, che può essere un sito web, ci chiede di approvare o meno il trasferimento di determinate informazioni. Perché solo così, con consapevolezza, con informazione e con la formazione, possiamo evitare poi di trovarci in situazioni ben peggiori. Lo so che è difficile, lo so che non è per nulla semplice, che comporta delle attività piuttosto impegnative, mentre un semplice click è molto più semplice farlo, però davvero, non dico sempre, ma nella maggior parte delle volte conviene sempre sapere che cosa si sta facendo, approfondire, leggere. E guardate, non serve proprio studiare tutte le informative, ad esempio della privacy, che sono pubblicate sui vari siti, basta capire per grandi linee di che cosa si tratta. Penso anche, ad esempio, a tutta la politica sull'utilizzo dei cosiddetti cookies, cioè quei piccoli log spia che vengono salvati sul nostro PC e che noi dobbiamo autorizzare per il salvataggio, che poi vengono utilizzati per tracciare le nostre abitudini di navigazione, la frequenza di apertura a un determinato sito e poi utilizzati per finalità commerciali. Anche qui, prima di dare un assenso all'installazione di questi cookies con l'informativa che compaiono sui siti, bisogna stare molto attenti anche per evitare poi soprattutto di avere dei risvolti commerciali magari aggressivi o poco piacevoli. Chi potesse obiettare, magari una persona anche di una certa età, più anziana, ma tanto io non ho niente da nascondere, che mettano sul dark web tutto quello che vogliono, sono situazioni oggettive, insomma, sono cose che non mi pongo il problema se le vengono a sapere. Che cosa potrebbe rispondere? Cosa si sente di rispondere? Sì, purtroppo non si può essere così tranquilli perché tante informazioni vengono utilizzate per i furti di identità e magari per spacciarsi per un altro soggetto. È già capitato, anche in associazione abbiamo assistito persone che avevano subito il furto di identità e con la loro identità erano stati conclusi contratti e quant'altro. Quindi non bisogna prendere alla leggera questa tipologia di pericolo. Bisogna conservare in maniera oculata le proprie informazioni e se proprio capita che vengano sottratte, ecco, rivolgersi alle autorità che possono aiutare sicuramente dal punto di vista penale, poi anche le associazioni di consumatori che possono assistere i cittadini per trovare una soluzione. Ecco, però quello che voglio ribadire è che la prevenzione è la migliore difesa in questi casi. Quindi un'oculata gestione delle proprie informazioni, evitare di dare a terzi troppi documenti che ci riguardano. Anche banalmente mi viene in mente la bolletta del telefono o dell'energia elettrica, può essere una buona prassi che ci mette a riparo da futuri tentativi di truffa o raggiri.
Adesso questo si apre comunque un periodo con l'estate in cui magari ci sono persone un po' più, chiamiamole così, fragili, che possono essere più sole che in altri periodi succede. Se sono incappati in queste situazioni, se magari anche hanno sottoscritto qualcosa, ma i figli sono in vacanza, i parenti si sentono un po' più soli e il tempo passa e vola, che cosa si sente di consigliare? Perché può capitare a tutti di sbagliare, quindi non è sentirsi in colpa o vergognarsi la cosa da fare, assolutamente, vero Presidente? Cosa devono fare? Assolutamente, concordo, è importante parlarne, denunciarne e denunciare l'accaduto per due ordini di motivi. Il primo per superare anche un po', come dire, la difficoltà di accettare di essere stati truffati, però guardate che capita a tutti perché sono davvero sofisticati i tentativi di truffa e non c'è nulla di male, un momento di debolezza può capitare a tutti. Dall'altro, denunciare può aiutare le altre persone a non incappare nello stesso raggiro, quindi a una forma di autoaiuto. E oggi soprattutto gli strumenti di tutela, le leggi che proteggono il consumatore sono davvero efficaci, quindi se ci si rivolge ad un'associazione di consumatori, davvero oggi sono tantissimi gli strumenti messi a disposizione per aiutare le persone a risolvere situazioni di questo tipo. Quindi non chiudiamoci con noi stessi, denunciamo, parliamone con i vicini, con le associazioni, con i figli e quant'altri, soprattutto in questi periodi in cui magari ci si sente più soli, perché le soluzioni ci sono e bisogna avere fiducia di poter risolvere anche queste situazioni complicate. Tra l'altro voi riuscite anche a capire se è un problema che coinvolge un gruppo importante di persone o meno, proprio dal fatto che queste persone escono allo scoperto e dicono: a me è successo questo fatto in questa situazione, e allora in qualche modo potete voi stessi coinvolgere le forze dell'ordine facendo massa critica, no? Questo è importante, altrimenti uno pensa sempre di essere solo lui, solo e sfortunato, e magari non è così. Guardate, i truffatori puntano anche proprio su questa psicologia, anzi a volte la agevolano questo tipo di psicologia, ma non dobbiamo cadere in questo ulteriore tranello, dobbiamo fare massa critica, fare gruppo, perché in queste situazioni davvero può essere utile per trovare delle soluzioni efficaci, positive per superare la propria difficoltà e essere d'aiuto anche agli altri consumatori. Quando parliamo di attacchi informatici viene subito anche in mente il discorso degli investimenti finanziari di un certo tipo e quindi i propri dati personali di accesso ai conti correnti, eccetera, e quanto uno ha i propri risparmi. Purtroppo vittime di questo sono anche persone di una certa età e non soltanto. E il rischio è estremamente alto. Lei prima parlava di phishing, quindi si rubano i dati, si entra, ma come sapere se posso entrare nel conto corrente in serenità, fare un bonifico in serenità e nessuno poi coglierà quel momento di apertura della finestra con questi dati importanti per entrare e magari svuotarmi il conto? C'è qualche segnale di allerta? Qualche cosa che si può fare, qualche pulizia? Assolutamente, innanzitutto non devo credere a tutti i messaggi, SMS, email, telefonate che ricevo come consumatore. Devo sempre utilizzare una diligenza medio-alta rispetto alle informazioni che quel canale di comunicazione mi sta chiedendo, perché se qualcuno telefona mi chiede di entrare nella mia home banking c'è qualcosa che non va. La banca non chiederà mai al suo cliente di effettuare operazioni di questo genere, neanche per motivi di sicurezza o antitruffa, anzi probabilmente si tratta proprio di una strategia di truffa. Se la banca ha qualcosa da comunicare ai propri clienti, li chiama, li convoca in filiale e instaura una relazione a tu per tu con il cliente. Quindi oggi io devo stare molto attento a quello che mi viene scritto, a quello che mi viene detto al telefono o anche eventualmente di persona. Poi nell'utilizzo dell'home banking devo essere sicuro al 100% di fare l'operazione corretta sul sito giusto della banca. Me ne accorgo dall'indirizzo del sito medesimo, quindi verificare sempre di essere sulla pagina web corretta è fondamentale.
e procedure, diciamo così, accompagnate da qualche operatore di accesso all'home banking sono molto rare, se non eccezionali. Quindi devo diffidare quando qualcuno mi chiama e mi chiede di collegarsi con lui all'home banking per verificare la sicurezza del mio strumento di accesso al conto corrente. Poi tenete conto che molte banche hanno adottato una policy, cioè una politica di tutela del cliente da questa tipologia di truffa, e ad esempio se vogliono instaurare un'interlocuzione con il cliente mandano un codice di verifica prima che la comunicazione venga attivata, in modo tale che il consumatore, il cliente, sappia, chiedendo quel codice all'interlocutore, che effettivamente sta parlando con il dipendente della banca. Comunque molte banche, come dicevo, si stanno attrezzando per aumentare la sicurezza dei loro canali di comunicazione e anche di disposizione dei soldi. Poi un'altra regola da tenere a mente è questa: che nessuno regala nulla. Se ci contattano, ci dicono che hanno per noi in salvo un finanziamento, o meglio, scusate, un investimento che ci dà la possibilità di guadagnare parecchi soldi, stiamo attenti, perché probabilmente si tratta di un tentativo di truffa. Quando ci propongono tassi di interesse da capogiro, guadagni strepitosi, stiamo molto attenti, perché assolutamente la tecnica è proprio questa, di far avvoccare il consumatore, farlo guadagnare in breve tempo delle somme, anche raddoppiando magari il capitale investito, magari si tratta di poche migliaia di euro, e poi chiedere sempre di più come forma di investimento, per poi non restituire poi le somme, il capitale investito, e quindi sottrarre legittimamente. Perfetto, grazie mille Presidente. Comunque forme di tutela ci possono essere rivolgendosi all'associazione consumatori, vero? Voi siete riusciti a salvare anche situazioni molto complesse. Diamo una speranza. Assolutamente sì, come dicevo prima, gli strumenti ci sono, basta conoscerli e basta attivare i canali giusti per far valere le tutele. Allora, Presidente Davide Cecchinato, grazie di essere stato qui con noi, grazie per il lavoro che svolgete costantemente per tante persone, buon lavoro a questo punto, e a voi cari telespettatori buon proseguimento, ci vediamo dopo la pubblicità. Grazie ancora alla Dicosum.